Ciao a tutti, bentornati nel canale. Adesso mi trovo sopra il passo di Montecroce Carnico nel parco del Cogliens. La mia intenzione oggi è passare la notte sulla creta di collina in un piccolo bivacco, si chiama il bivacco dell'amicizia, che si trova più o meno vicino alla croce della creta di collina. Io dovrò arrivare qua su in cima. Le condizioni per il momento sono un po' nuvolose sulla cima, però prima ho visto degli schiarimenti anche oltre le nuvole, quindi forse un tramontino riesco a tirarlo fuori. Sono anche un po' emozionato per via del fatto che passerò la notte fuori, che è veramente da tanto tempo, saranno almeno un 6-7 anni che non dormo fuori, perché di solito se mi seguite sui social sapete che parto di notte o torno di notte e non mi fermo fuori a dormire perché voglio fare sempre più e più foto di più posti diversi. Però ho detto, oddio, appena ho visto quel bivacco la prima volta me ne sono innamorato perché è un bivacco proprio grezzo. Dopo vi farò vedere anche com'è la porta in legno fatta fuori dentro questa vecchia caverna ancora della guerra. Veramente bellissimo sarà passare la notte lì, sperando che non sia troppo umida. E però sono comunque emozionato, ripeto, perché mi farà tornare alla mente tanti ricordi di quando portavo tenda, sacco a pelo e tutta l'attrezzatura dietro. Adesso la tenda non mi serve, ho preso un sacco a pelo di quelli estivi che avevo, quello invernale non mi servirà perché tanto sono sicuro che stanotte farà abbastanza caldino, anche se sarà umido, ma me la caverò. Ah, ecco, guardate lassù che sta un po' schiarendo. Forse se rimangono quelle nuvolette anche durante il tramonto, sperando che oltre la montagna sia sereno, verrà fuori una cosa molto carina. Eccomi, adesso sono arrivato al bivacco, questo qua. Guardate che bello qua dentro, incastonato nella roccia. Hanno iniziato un po' ad arrossarsi le nuvole. Adesso vado sulla cresta di collina che sono a un 10 minuti dalla croce
per fare un 2 riprese e vediamo cosa viene fuori. Eccomi qua. Ho trovato un posticino abbastanza asciutto qua nell'angolo, cerco di stare lontano dalla parete e sopra qua non vedo neanche tante goccioline, quindi potrò dormire dentro, dai. Le condizioni si stanno mettendo abbastanza bene, perché avevo visto che domani mettono giusto 2 nuvolette al mattino, e se sono queste qua che sto vedendo adesso, che dopo quando ci sarà anche un po' di stellato vi farò vedere in 2 foto, sarà una situazione molto molto interessante. Bene, noi ci vediamo tra poco. Al momento le condizioni non è che siano particolarmente belle. Ho fatto un paio di foto che mi piacciono sotto al bivacco e le avete viste prima. Adesso le nuvole qua vanno e vengono, però sono veramente tanto alte e non so se ci sarà il mare di nuvole, questo proprio adesso non lo so. Sarò impreparato a quello che verrà. Adesso mi sono messo qua soprattutto sul sacco a pelo nella croce e ho lasciato solo il tappetino laggiù al bivacco e mangio un panino e provo a farmi un altro pisolo adesso intanto che schiarisce un po' e staremo a vedere dopo cosa succederà. Intanto buonanotte di nuovo. Adesso sono le 3:40 e sta venendo fuori uno spettacolo micidiale sul lato austriaco. Mi sto emozionando tantissimo, soprattutto adesso con la foto che vi farò vedere con il sacco a pelo e la luna davanti. Veramente una pace, ma pace assoluta.
Qui devo assolutamente mandarvi il drone per farvi vedere che figata che è questo costone.